Il sommario di questa settimana. Confartigianato Turismo Belluno è realtà. Belluno, tariffa relativa a fognature e depurazione più cara in Veneto. Caralte, al momento traffico liscio. Ed infine Finozzi, Belluno, ruolo importante per lo sviluppo del turismo veneto. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Confartigianato Turismo Belluno è realtà e il portale Discovering Artigianato sarà il braccio operativo, nonché lo strumento per promuovere le eccellenze dell'artigianato bellunese nel mondo globale grazie appunto ad internet. La nuova organizzazione associativa è stata presentata in città lunedì scorso con la partecipazione dell'assessore regionale Marino Finozzi. L'artigianato non viene considerato turistico, ha spiegato il presidente Giacomo Deon, invece ha un indotto significativo. Circa 1 migliaio di imprese artigiane, a cui può aggiungersi gran parte dell'edilizia, sono strettamente legate al turismo. Questa dunque è una scommessa che non possiamo perdere. Confartigianato Turismo pertanto darà visibilità all'artigianato. Il nostro, ha precisato Deon, sarà un approccio tematico ben individuato che riguarda il comparto. Un approfondimento sul tema nei servizi che seguono questo telegiornale. Confartigianato del Veneto ha stilato una classifica di attrattività fiscale per le imprese mettendo a confronto i comuni capoluogo di provincia del Veneto. Ne risulta che Treviso è la cittadina oggi più conveniente. In questo confronto Belluno invece si distingue per 2 indicatori: la tariffa relativa a fognature e depurazione più elevata, il cui costo arriva a 0,93 euro al metro cubo, ma anche per essere la più virtuosa insieme a Vicenza per l'aliquota IMU. I primi giorni di chiusura della galleria di Caralte sembrano assorbire bene il traffico senza creare particolari disagi. Sicuramente la collaborazione fra associazioni di categoria ed ANAS, afferma il presidente degli autotrasportatori Mirko Vettori, in questo frangente è stata molto importante per la sensibilizzazione delle aziende associate che si sono organizzate per sfruttare al meglio il passaggio dei propri mezzi di trasporto nelle fasce orarie di apertura della galleria. Le richieste di deroga infatti sono state piuttosto contenute e strettamente legate a necessarie e inderogabili esigenze lavorative delle imprese locali. Tuttavia si sono visti viaggiare sulla ex statale 51 anche veicoli con targa estera. Non vorremmo, è la preoccupazione del presidente Mirko Vettori, che per colpa di qualche avventato autotrasportatore straniero si penalizzino le nostre imprese che non hanno alternative per poter continuare a lavorare se non transitare per la vecchia Cavallera. Una scadenza: il 16 maggio prossimo scadono i termini per la presentazione alla Camera di Commercio di Belluno le domande di contributo riservato alle piccole e medie imprese per spese riguardanti partecipazioni a fiere internazionali oppure missioni economiche all'estero. Le informazioni le trovate sul sito www.camcom.bl.it, sezione bandi e finanziamenti. Infine 2 appuntamenti in calendario la settimana prossima. Il Centro Consorzi organizza giovedì 15 maggio a Feltre presso l'auditorium dell'Istituto Cannossiano dalle ore 13 alle ore 19 il convegno nazionale sul tema metodi di restauro architettonico. Venerdì 16 maggio alle 17:30 presso la sede di Confartigianato Belluno la categoria elettricisti e tecnici elettronici si ritrova per un seminario sul tema la normativa sulle trasmissioni Wi-Fi. E questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Ci rivediamo tra breve per la chiusura. Adesso i servizi di approfondimento. Confartigianato Turismo Belluno, la nuova articolazione associativa a cui fa riferimento molta parte dell'artigianato bellunese per un progetto di orientamento turistico in sinergia con tutti i soggetti che compongono l'offerta turistica territoriale, è stata presentata lunedì 5 maggio a Belluno. Padrino l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. Anche nell'artigianato bellunese, infatti, sono molte e variegate le aziende che hanno a che fare con il turismo, dall'alimentare all'artistico, dai servizi alle manutenzioni ai trasporti. In pratica, circa 1/5 del totale delle imprese artigiane bellunesi rientrano nel comparto turistico. La scommessa del turismo nel bellunese, ha affermato il presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, in occasione della presentazione pubblica della nuova articolazione organizzativa, non può lasciare fuori l'artigianato. Quotidianamente con le nostre aziende associate che operano nel contesto delle località più famose della provincia siamo presenti. Ora si tratta di dare la giusta importanza. Confartigianato Turismo Belluno, ha aggiunto il presidente Deon, darà pertanto visibilità all'artigianato. Il nostro è un approccio tematico ben individuato che riguarda il comparto.
Braccio operativo sarà il portale regionale Discovering Artigianato, uno strumento di promozione e comunicazione implementato con una piattaforma e-commerce che propone le migliori produzioni del bello, artigianato artistico e non solo, e del buono, alimentazione. Con Cristiano Gaggion, delegato al turismo di Confartigianato Belluno, scendiamo nei dettagli del perché e che cos'è Confartigianato Turismo Belluno. Confartigianato Turismo nasce per creare un po' di ordine anche a livello del comparto artigianale e creare un'organizzazione che poi darà modo di sviluppare tematiche in ambito turistico. È stato realizzato un portale che darà visibilità e anche la possibilità di fare dell'e-commerce alle aziende artigiane che producono prodotti particolari dal comparto alimentare a quello artistico. Perché è ora che anche gli artigiani entrino a far parte del sistema turistico. L'artigianato è un punto di forza per quello che riguarda il turismo ed era ora di rendere e dare visibilità al comparto artigianale. Come pensa di muoversi l'associazione con gli attori del turismo? L'idea è quella di coinvolgere tutti gli attori, non possiamo pensare di andare da soli e non lo vogliamo, quindi dobbiamo cercare di fare sistema, questa parola che viene detta molte volte e poco forse viene messa in pratica, quindi vorremmo partecipare veramente attivamente con tutti gli altri soggetti che si occupano di questo comparto. Turismo e artigianato, un nuovo binomio dopo agricoltura e turismo su cui puntare? Sicuramente sì, e come dicevamo all'inizio non è un pensiero che vuole andare da solo. Vogliamo mettere in ordine i nostri attori all'interno di artigianato per poi metterci assieme all'agricoltura, alla stessa industria, ai servizi, ai trasporti per creare questa squadra che andrà ad operare all'interno del turismo. Come pensa di muoversi Confartigianato Turismo Belluno? Confartigianato Turismo vuole operare in sinergia con le altre realtà che parlano di turismo, quindi dovremmo prima di lanciare delle idee capire che soggetto giuridico andrà a gestire il turismo e con quali risorse e poi seduti tutti assieme decidere che strategie utilizzare. Il portale Discovering Artigianato è lo strumento attraverso il quale si sviluppa l'operatività di Confartigianato Turismo Belluno, presentato in città lunedì scorso. È stato infatti scelto come il canale privilegiato per promuovere le eccellenze dell'artigianato bellunese nel mondo globale grazie a Internet. Ideato da Confartigianato del Veneto, il portale Discovering Artigianato prevede 7 sezioni per ogni provincia. Queste le caratteristiche. Allora, è un portale che come priorità quella di valorizzare l'artigianato nel Veneto, all'interno di tutte le province venete, perché l'artigianato noi italiani lo conosciamo molto bene nel suo significato, ma certamente all'estero non lo conoscono così bene o comunque con la definizione, con le emozioni, con i contenuti dell'artigianato che noi conosciamo e quindi questo portale che mira proprio a rendere noto, a promuovere il brand dell'artigianato anche all'estero. Ovviamente i nostri utenti sono i turisti, che nel Veneto sappiamo essere di gran parte stranieri, ma non solo, ma certamente gran parte, e quindi l'idea è quella di intercettare questi flussi turistici attraverso una promozione del valore artigiano, quindi di questo brand, chiaramente però associato a un'offerta turistica che un intero territorio può mettere in campo e quindi un'offerta turistica che avrà anche dei servizi, avrà anche delle attività commerciali, avrà anche tutto il sistema della ricettività che deve essere integrato per offrire un prodotto di alta qualità per il turista. Qual è il ruolo di Internet e dei social media nel turismo? Sì, il ruolo di Internet e dei social media e di fatto di tutte le tecnologie mobili attraverso le quali evidentemente ormai ci stiamo tutti abituando
a consultare è ormai fondamentale. I dati sull'acquisizione dei pacchetti turistici attraverso i meccanismi, chiamiamoli online, è noto a tutti. È giusto quindi utilizzare queste nuove tecnologie, queste nuove piattaforme di acquisizione non solo di pacchetti turistici, ma anche di prodotti artigiani che possono essere quindi venduti attraverso un'attività di e-commerce. Infatti il portale Discovery Artigianato ha anche una piattaforma di e-commerce che permette evidentemente la vendita online di prodotti artigianali. Alla presentazione di Confartigianato Turismo Belluno di lunedì 5 maggio è intervenuto anche l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. Con lui dunque parliamo di turismo, della recente legge emanata in materia dalla Regione e di che cosa significa per la provincia di Belluno. È una legge che ha rivoluzionato il sistema del turismo in Veneto e quindi anche quello della provincia di Belluno. È la prima legge regionale, la legge 11 del 2013, che riconosce, così come previsto dal Statuto regionale del Veneto, la specificità della provincia di Belluno. Quindi, oltre ad aver riconosciuto il ruolo importante per lo sviluppo economico della regione, il settore del turismo, riconosciamo a Belluno questa specificità. Belluno ha deleghe. I finanziamenti a quando? Si è parlato molto del conferimento della specificità, quindi delle deleghe in materia turistica alla provincia di Belluno. I finanziamenti non dipendono dall'assessorato ma bensì dal bilancio. Solamente da poche settimane il bilancio è stato approvato in Consiglio regionale, quindi adesso stiamo vedendo qual è la percentuale di risorse nel budget complessivo dedicato al turismo per tutta la regione, quanto spetta alla provincia di Belluno. Ma qui sorge anche un altro problema: qual è il soggetto a cui la regione deve trasferire queste risorse? C'è un problema di provincia che non sappiamo quale futuro potrà avere questo soggetto, o ci sono altri soggetti? Ecco, stiamo discutendo sia a livello regionale ma anche con i riferimenti locali per capire qual è il soggetto istituzionale che potrà in qualche modo assumere questo ruolo di riferimento per la regione del Veneto in materia turistica. Una considerazione su Confartigianato Turismo Belluno. Ovviamente il turismo è un settore che è molto diversificato nel territorio, nel senso che non è solo un settore che coinvolge le attività commerciali come il settore alberghiero o il settore della ristorazione, ma c'è una componente molto importante in questo settore che coinvolge l'artigianato, soprattutto quello legato all'artigianato artistico e l'artigianato legato ai servizi. Quindi l'industria del turismo ha indotto a una filiera lunga e molto ampia che, oltre al coinvolgimento del settore artigianale, coinvolge anche il settore del primario, quindi l'agricoltura. Su Belluno in modo particolare, visto che si tratta di un turismo che è diffuso in tutto il territorio, non è concentrato in un'unica località, quindi il settore artigianato è fondamentale anche per garantire la qualità dell'offerta turistica. In chiusura di Impresa Diretta il numero telefonico per eventuali informazioni, lo 0437 933201. Vi ricordiamo il sito di Confartigianato Imprese Belluno, www.confartigianatobelluno.eu, e il canale YouTube titolato ovviamente come l'associazione per l'archivio di Impresa Diretta. Trasmissione che ritorna puntuale settimana prossima. Grazie per averci seguito.